cicloviaggiatori, buon Natale! Buon Natale! Buon Natale da una tenda un po' appannata per l'umidità, perché siamo in spiaggia. Vediamo se riesco a far vedere anche Nala, che ha conquistato spazio questa mattina e si è buttata sui sciacquapeli. Si pedalerà oggi, vero? Oggi ci siamo svegliati un po' tardi. Vabbè, una volta. È Natale, giusto? È Natale. Ok, andiamo a vedere un po' com'è la giornata oggi. Ed è un'altra bella giornata di sole. Ripartenza molto lenta a Natale, con circa le 10 ripartiamo verso Bonifacio. Non credo proprio che ci arriveremo oggi, ma tanto abbiamo il traghetto domani, quindi non c'è nessun problema. Questi cartelli, presenti un po' su tutto il territorio della Corsica, indicano le eccellenze. Quello che a noi piace di più, che a me piace di più, è il brocciu, che è un formaggio, viene fatto sia con latte di pecora che con quello di capra, e se lo acquistate vi sentono fino dall'altra parte dell'isola che l'avete preso, perché puzza da morire, ma merita. La giornata è talmente bella che là in fondo si vedono le alte vette del Col della Bavella. Siamo arrivati nel centro di Sartène, adesso ci sediamo e mangiamo qualcosina. La salita è stata impegnativa soprattutto perché trafficata, poi per il resto niente di che. E comunque il centro è un centro carino, tutto costruito in pietra, e adesso ci sono anche i mercatini di Natale. Oggi è Natale, quindi buon Natale a tutti. Sartène in corso, meglio conosciuta come Sartène, è il comune più esteso dell'intera isola, con più di 200 km² di superficie. È uno dei pochi paesi piuttosto grandi all'interno dell'isola e non sulla costa, si trova a 14 km dal mare. Una delle piazze principali di Sartène è dedicata a Pasquale Paoli, un babbo di patria. Però, a differenza di quello che si potrebbe pensare, la Sartène, la città, appoggiò da sempre prima i genovesi e poi i francesi, quindi non seguì le spinte indipendentiste di San Piero Corso e di Pasquale Paoli. Peccato che la macchina fotografica non registra gli odori, perché qua il brocciu corso è davvero imbattibile, peggio del puttone di Moena, decisamente peggio del gorgonzola e di tanti altri. Potentissimo. Buono. Però il sapore non è male, come vedete dai residui. Ormai era una tometta intera e è rimasto questo. Anche se non è un gran posto, questo è dove ci siamo fermati lungo la strada, io non mi muoverei più da qua. C'è una temperatura adorabile, ci saranno 18-20 gradi e il sole sta calando verso ovest, ma è ancora alto e niente, io starei qua ancora un paio d'ore a prendermi il sole. Invece fra un po' ripartiremo, non mancano molti chilometri a Bonifacio, oggi credo che arriveremo tra i 30 e i 20 chilometri da Bonifacio. Troveremo un posto, l'ultimo posto da campeggiare qua in Corsica, e domani si passerà in Sardegna.
abbiamo scavalcato l'ennesima collina di Corsica, eccola qua, anche vero. Che tappo! Infatti devo abbassare la telecamera per farci stare. Sei un po' in ombra, ma vabbè, aspetta che mi tiro indietro io. E alle nostre spalle che cosa c'è? E alle nostre spalle, adesso impallate dal faccione di Vero, c'è la costa settentrionale della Sardegna. Yeah! Laggiù in fondo invece, dove c'era il promontorio, c'è Bonifacio. Ciao ciao! Meta, forse non di oggi ma di domani. Oggi cercheremo, è praticamente già il tramonto, cercheremo un posto dove lasciare la tenda qua sotto e poi domani con calma arriveremo a Bonifacio per traghettare verso Santa Teresa di Gallura. Siamo nella riserva naturale delle Bocche di Bonifacio. Qua da qualche parte c'è la torre d'avvistamento Dulmeta, che è nascosta dietro questa baietta e non credo che ci arriveremo, ma mi sembra un buon posto per fermarci per la notte. E anche per questa sera abbiamo trovato il posto in cui piazzare la tenda, questa baia isolata. In realtà abbiamo un compagno di avventure perché c'è un francese con un van qua di fianco che piazzerà qua il suo van e dormirà qui. È una baia all'interno della riserva naturale delle Bocche di Bonifacio, che è qua, ormai la città è qua una trentina di chilometri, e quindi vediamo la fine di questa super avventura nell'avventura in Corsica. Buonanotte per ora.